Noi proprio oggi abbiamo scritto alla segretaria generale del Comune, che è la responsabile dei procedimenti disciplinari sulla polizia locale e sul comandante, di intervenire per quanto detto e anche dichiarato dal comandante. Auspichiamo che la segretaria generale apra una discussione, un contenzioso su questo. Se non lo farà ci rivolgeremo alla magistratura. Altro che polemica finita. Le parole del comandante della Polizia Municipale Marco Agostini, che nelle scorse ore puntualizzava di non avercela coi dipendenti comunali ma solo con qualche isolato nullafacente, lungi dal placare gli animi, scatenano la controreplica dei sindacati che tornano ad annunciare ricorsi all'autorità giudiziaria. Un dirigente ha la responsabilità di vigilare che i servizi funzionino e quindi Agostini dovrebbe tirare fuori le carte che dimostrano la presenza di questi imboscati, perché altrimenti sta sparando nel mucchio e sta dicendo cose che poi non sono non solo dimostrabili ma nemmeno si fondano su carte concrete. Il dirigente ha l'onere di contestare da un punto di vista disciplinare ai vigili che non fanno il loro lavoro proprio quello che sta accadendo. Se Agostini non lo ha fatto non può avere atteggiamenti di questo tipo. Assurdo che sia proprio Agostini a invitare a non fare polemica, argomenta il segretario veneziano della funzione pubblica Daniele Giordano, quando è stato lui a chiamare in causa un nostro rappresentante dandogli pubblicamente dell'imboscato. Quindi è lui che ha aperto polemiche pretestuose se poi non consegue i fatti. E l'attacco rivolto al nostro delegato sindacale evidentemente è un attacco intimidatorio che non abbiamo tollerato, non tollereremo e su cui andremo avanti.